Il primo politraumatizzato, diciamo, è in osservazione per tutti i politraumi che ha avuto, le sue condizioni sono stabili, in miglioramento e siamo in attesa di una valutazione chirurgica per un ulteriore intervento ortopedico. Il secondo paziente è sempre ricoverato, è in prognosi osservata perché ha avuto una brutta ferita lacero-contusa, è stata trattata chirurgicamente, ma essendo una ferita sporca può sviluppare un'infezione, quindi siamo in attesa, in osservazione di questo ed è in trattamento medico per questa possibile infezione che ancora non ha, ma che è sempre possibile. E comunque sono entrambi ricoverati in terapia intensiva. Ci può essere pericolo di vita, dottore? Beh, direi che per il politraumatizzato la prognosi non è più riservata perché diciamo che è in miglioramento. È chiaro, sempre in osservazione, ha sempre avuto un po' di trauma, ha avuto delle lesioni addominali, però le sue condizioni cliniche fanno ben sperare. Il secondo, indubbiamente, bisogna vedere l'evoluzione di questa di questa grave ferita che ha avuto e quindi stiamo a vedere come si svilupperà. Sono svegli, vigili, ma a noi non hanno raccontato nulla, può essere l'abbiano raccontato i parenti, ma insomma.